Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Restano in carcere le due donne accusate di aver lanciato benzina e ustionato una giovane di 26 anni a Catania. Il GIP ha convalidato il fermo con l'accusa di tentato omicidio. Aveva il coltello puntato alla gola. Il sindaco di Delia racconta come ha reagito all'aggressione subita da parte di un precario. Non siamo ai parafulmini della disperazione. L'esercito dei disoccupati a Palermo si presentano in 600 per essere assunti dal colosso edile WeBuild, a Catania in 6.000 per 80 posti da vigile urbano. Oggi i primi test del concorsone. Firmato a Messina un protocollo pilota per la legalità nei cantieri. Il progetto servirà a tenere lontano le infiltrazioni mafiose dagli appalti pubblici. Torna alla luce il cimitero di Catania. Dopo 3 anni iniziati i lavori per l'illuminazione nel settore delle colombaie. La festa dei nonni nel giorno degli angeli custodi, narratori di storie familiari e dispensatori di quella saggezza che solo l'esperienza regala. Calcio, le 3 siciliane di Serie C al lavoro in vista dell'8ª giornata di campionato. Il Catania perde Sturaro per 2 mesi ma spera nel recupero di De Rose. Dunque restano in carcere le 2 donne accusate di avere cosparso di benzina e dato alle fiamme una giovane di 26 anni a Catania. Il gesto al culmine di una lite tra famiglie per un fidanzatino conteso da 2 minorenni. Adelaide Barbagallo. Restano in carcere Agata Vitanza e Rosa Alessandra Gennamari, le 2 donne entrambe 42enni indagate per tentato omicidio con l'aggravante dei futili motivi per liti tra famiglie. Il GIP Simona Ragazzi ha confermato il fermo. Sono accusate di aver gettato benzina su una 26enne in via Luigi Capuana a Catania e dato fuoco alla giovane. La ragazza è tuttora ricoverata in prognosi riservata al Cannizzaro per ustioni che le hanno devastato il 20% del corpo. Nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Piazza Lanza, dove si trovano detenute da sabato scorso, entrambe le donne avevano ammesso di aver portato la bottiglietta con della benzina. Ci sarebbe pure un video che le immortala ad un distributore di carburanti. Vitanza, assistita dall'avvocata Daniele Cugno, è la madre di una delle 2 ragazzine di 12 anni che si contendevano un fidanzatino, mentre Gennamari, assistita dall'avvocato Polizzi Favaloro, è l'amica di famiglia con cui Vitanza si è recata in via Luigi Capuana. Alla lite avrebbero partecipato una ventina di donne. La Vitanza confessa di aver gettato la benzina e scagiona l'amica. Dall'altra parte, qualcuno della famiglia rivale ha utilizzato, secondo la sua versione dei fatti, un accendino con le fiamme che hanno avvolto la 26enne. Avevo il coltello puntato alla gola. Il sindaco di Delia racconta come è riuscito a reagire all'aggressione subita da parte di un precario. Non siamo, racconta al microfono di Gerry Italia, i parafulmini della disperazione. Nonostante la grande paura vissuta, si è recato come ogni mattina in comune per proseguire con i suoi impegni istituzionali, ma oggi Gianfilippo Bancheri, sindaco di Delia, è arrivato in ufficio con ancora i segni dell'aggressione di cui è stato vittima ieri, proprio a Palazzo di Città. Erano passate da poco le 11 quando un 55enne ex lavoratore del reddito minimo di inserimento con qualche problema psicologico gli ha puntato un lungo coltello alla gola, dopo essersi lamentato di non aver ancora ricevuto il bonus spesa dell'INPS. Una dipendente che era presente alla scena è fuggita via mentre il primo cittadino è riuscito a reagire. Dopo una breve colluttazione ha disarmato l'aggressore, ma è rimasto ferito da un fendente a un dito. Attimi di tensione che Bancheri racconta così. Pensavo come sta capitando proprio a me. Pensavo proprio questo, sta capitando proprio a me. Però ringraziando Dio ho avuto la reattività mentale di riuscire a togliere il coltello dalla gola e girare il braccio dell'aggressore cercando di disarmarlo. Sono stati attimi proprio, però avendolo puntato qui poteva benissimo verificarsi il peggio. Dopo il grande spavento di ieri, Bancheri denuncia la crescente pressione sui sindaci, spesso bersaglio della rabbia sociale. E quanto non c'è un problema irrisolvibile, anche le TV a livello nazionale, così come, ripeto, le istituzioni a livello nazionale e regionale scaricano sui sindaci. Scaricando sui sindaci, soprattutto nella gente con poca istruzione, si ingenera l'idea che il sindaco può tutto e se non lo fa è colpa del sindaco.
Il primo cittadino di Delia però va avanti e oggi è tornato alla sua scrivania. Non mi posso fare fermare da uno squilibrato che ha fatto questo gesto. Io vedo la stragrande maggioranza della cittadinanza, delle persone anche fuori Delia che mi vogliono bene, che apprezzano il mio lavoro, quindi oggi con ancora più forza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà l'aggressore. E questa è l'esasperazione di un precario, ma sono migliaia in Sicilia i disoccupati, un esercito di chi cerca lavoro. A Palermo si sono presentati oltre 600 candidati per essere assunti dalla WeBuild, il colosso edile che si occuperà, fra l'altro, anche della costruzione del ponte sullo Stretto. Marco Gullà. C'è gente che è arrivata a Caltanissetta, da Catania e anche da Agrigento, tutti in fila per un posto di lavoro. Palermo, assessorato al territorio, iniziano oggi le selezioni della WeBuild alla ricerca di lavoratori per i propri cantieri. Clip che sono una fotografia di una disoccupazione che in Sicilia cresce. Le aspettative sono quelle di avere una sicurezza sul lavoro che ci consenta un futuro molto più agiato, visto che veniamo da essere un po' non avere un po' quello che dovremmo avere con l'edilizia, avere un po' più diritti, avere uno stipendio sicuro, avere delle paghe buone. Il lavoro sono oggi qua sperando di trovare la sicurezza per vivere e mantenere la nostra famiglia, perché se no siamo costretti a partire, andare in altri posti. Io ad esempio ho 54 anni. Lei lavora in questo momento? Per il momento sono inoccupato, cioè disoccupato. Lavoravo per un'azienda, come per situazioni... Quindi questo è il posto della vita? Sì, anche perché a 54 anni mi consentirebbe, se si riuscisse ad entrare in questa azienda, di arrivare praticamente a un'età pensionistica. Giovani e meno giovani, la speranza di poter trovare un lavoro nella WeBuild grazie anche all'apporto della Regione Sicilia. Ho chiesto se poteva aiutare la Sicilia reclutando all'interno della nostra regione manovalanza. Mi è stata data disponibilità di questo, non posso ringraziare l'ingegner Salini. Le condizioni sono quelle di formare questi giovani perché mi è stato segnalato questo dato che noi conosciamo. Oggi si avvia un percorso. Lei da quanto è disoccupato? Da sempre. Non ha mai trovato lavoro negli ultimi anni in Sicilia? No, perché io non voglio lavorare, perché non si trova lavoro. Fame di lavoro anche a Catania, dove in 6.000 si sono presentati per il concorso a 80 posti di vigile urbano. Tonino De Mana. 6.000 candidati per 80 posti di vigile urbano, contratto di 30 ore a tempo indeterminato, un'occasione ghiotta e da prendere al volo in una città, Catania, che certo non brilla alla voce occupazione. 2 giorni di sessioni e sogni in un concorso in cui non ambisce il sindaco Trantino, ma che, indirettamente, non vede l'ora di veder potenziato l'organico della Polizia Municipale. Appuntamento al Pala Catania di Corso Indipendenza, dove dietro ai cancelli si ripongono le speranze di una vita migliore. Sostanzialmente sono abbastanza tranquillo. Fino a poco fa, prima di scendere dalla macchina, ho fatto qualche quiz. Hai visto una macchina della Polizia Municipale e l'hai guardata, cosa hai pensato? Mi immaginavo all'interno della macchina io, sinceramente. La tua ragazza è dentro, sta sostenendo l'esame, tu lo devi fare, quindi aspetti il cambio? Sì, andando l'ansia aumenta. È un'occasione per noi giovani, sia per il lavoro, che qui diciamo in Sicilia un po' scarseggia, vedi le poche aziende che ci sono, una ambisce a qualcosa un po' più di stabile. La mia ragazza che sta facendo il concorso per Polizia Municipale. Cosa ne pensi di avere una vigilessa in casa? Magari lo spero. Dovrei stare più attento a non fare infrazioni. Questo a prescindere. Una mamma attende trepidante e dall'inferriata cerca di cogliere ogni singolo movimento. 30 domande e 45 minuti di tempo per le risposte. Poi ecco l'uscita e le prime interviste a caldo. Com'è andata? Penso bene, non mi posso lamentare, dai. Penso di essermi preparato bene. Chi vivrà vedrà, ecco. Le domande com'erano? Le domande erano fattibili, diciamo che se si studiava sul mini interno era fattibile. Spero che sia andato bene. Quanti anni c'ha? 60. E che speranza ha in questo concorso? Ma io lavoro, l'ho fatto così anche per fare compagnia a mio figlio che ha 20 anni, quindi per questo. Ma se per caso suo figlio non prende il posto perché lei prende il posto? Ma penso che mi massacra, spero di no. Per tutti, la speranza di salire su quest'auto, ovviamente, della Polizia Municipale. In questo quadro c'è una nuova misura di sostegno per famiglie con gravi problemi economici. Ecco di cosa si tratta, ce lo spiega Marco Gullà.
Con una povertà che cresce di anno in anno, a Palermo si sperimenta il reddito alimentare, una misura di sostegno per le famiglie che hanno notevoli problemi economici. Lo scopo principale è quello di ridurre gli sprechi alimentari e di dare sostegno a soggetti in condizioni di assoluta povertà. Questa misura ci consentirà di intervenire da un lato sugli sprechi alimentari, dall'altro di rimetterli in un circuito virtuoso, facendo in modo che le persone che hanno bisogno vengano inviate a questo ente del terzo settore che è aggiudicatario in questa fase della misura, perché l'avviso resta aperto e quindi tutti sono nelle condizioni di partecipare. Mi riferisco al terzo settore, mi riferisco alla grande distribuzione alimentare, e dopodiché verrà attivata la misura di aiuto che prevederà anche la distribuzione del fresco. Ma in Sicilia aumentano anche le famiglie che fino a qualche anno fa godevano di una certa stabilità economica e che adesso, a causa anche dell'inflazione, si trovano in una fascia cosiddetta grigia. C'è una condizione che riguarda quella famosa classe media, quel ceto medio, se così si può definire, che ha bisogno che l'ente locale, le istituzioni, lo Stato intervenga a sostegno di alcuni strumenti. Penso all'affitto, penso al pagamento delle utenze, penso alle spese educative, ed è per questo che da quando è stato aperto il Fondo Povertà Quota Servizi noi possiamo oggi anche aiutare le famiglie che non sono percettrici di ADI ma che hanno una situazione di lavoro magari non bastevole o magari precaria. Firmato a Messina un protocollo pilota per garantire la legalità nei cantieri pubblici, il tutto attraverso una piattaforma tecnologica innovativa. Francesco Triolo. È il primo protocollo del genere in Sicilia, che diventa un progetto pilota per il resto d'Italia. Voluto fortemente dal procuratore capo Antonio D'Amato, il protocollo d'intesa per la condivisione dei documenti sugli appalti pubblici è stato firmato questa mattina in prefettura anche dalla Presidente del Tribunale Olga Tarzia, dalla Prefetta Cosima Distani, dal Sindaco di Messina Federico Basile e dal Presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina. L'obiettivo è quello di contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti grazie ad una innovativa tecnologia, ad una piattaforma telematica messa a disposizione da Union Camere, che sarà implementata dalle stazioni appaltanti e dalle imprese aggiudicatarie dei bandi superiori a 50.000 euro. Questo agevola poi il lavoro delle forze di polizia, degli ispettorati, della stessa prefettura nel monitorare l'andamento degli appalti e nel poter anche assicurare in chiave prevenzionale che non ci siano ovviamente infiltrazioni. Si potrà conoscere così in tempo reale l'esatta conformazione di ciascun cantiere, i nomi degli operai impiegati, la tipologia dei mezzi, le fatture di stato d'avanzamento lavori, un modo per lavorare anche sulla sicurezza. Se qualche irregolarità viene riscontrata tra quanto segnalato e quanto registrato poi sul cantiere, comportando delle penali, se non addirittura la revoca dell'appalto, possa finalmente preservare le imprese, e soprattutto questo è uno strumento di prevenzione perché mette le imprese al riparo. Una funzione di prevenzione che tutela il sistema economico territoriale è stato sottolineato con un controllo preventivo che coinvolgerà il gruppo interforze antimafia e la procura, un protocollo di base su cui costruire poi quello per la realizzazione del ponte sullo Stretto quando partiranno i cantieri. Torniamo a Catania, al cimitero di Catania. Dopo 3 anni sono iniziati i lavori per riportare la luce nel settore delle colombaie. Tonino De Mana. L'intervento dovrebbe finire tra circa 15 giorni, quindi dovremmo essere nei tempi in modo tale da dare questo segnale, questo regalo alle famiglie prima della commemorazione. 3 anni senza luce, colpa dei cosiddetti predatori di metalli, capaci di violare il cimitero e spogliarlo di ogni cosa, dai cavi ai portavasi passando per i fiori. La gabbia che vedete servirà a mettere in sicurezza l'impianto elettrico grazie all'impegno dell'assessore comunale al cimitero Petralia, che per primo, dopo i nostri servizi denuncia, si è battuto per riportare la luce nell'ala delle cosiddette colombaie, apparecchiature che attendono di essere installate. Prima però stiamo realizzando delle gabbie in ferro in modo tale da evitare che questi impianti vengano nuovamente messi appunto in difficoltà dagli incivili, vengono nuovamente manomessi, mettendolo per iscritto, chiesto alla polizia locale di incrementare i controlli all'interno del cimitero, spero anche nel buonsenso, nella collaborazione dei cittadini. In attesa di stanare incivili e balordi che a volte agiscono per raggranellare pochi euro, sono stati ultimati i lavori sulla rete idrica all'interno del Camposanto, numerose le perdite riscontrate che hanno portato al rifacimento di interi tratti di condutture. Altri interventi sono previsti dopo la commemorazione dei defunti.
A Catania un bus ogni 4 minuti collega da oggi la stazione della Metro Milo con le sedi universitarie di via Santa Sofia e i padiglioni del Policlinico, oltre al parcheggio Zenone, fermata che favorirà l'uso dei mezzi pubblici e che arriva in auto in città dalle zone nord. La nuova linea dell'azienda partecipata del comune MTS ha un nome, Metro Shuttle, navetta appunto, e servirà a spingere a utilizzare metro e autobus collegati tra loro in modo efficiente per ridurre l'invasione delle auto in città. Oggi, giorno degli angeli custodi, è la festa nazionale dei nonni, dispensatori di quella saggezza che solo l'esperienza può regalare. Desiree Ferlito. Nonno, sogno sempre prima di dormire, cerco di trovare un modo per capire. Indispensabili, amorevoli, semplicemente angeli custodi, sono i nonni, celebrati oggi, 2 ottobre, non a caso nel giorno in cui la Chiesa celebra gli angeli custodi, che proprio come i nonni proteggono e custodiscono. E che cosa sono per me? È l'espressione vera di quello che sono io, no? La mia vita. Non lo so, è vero, essere nonni io glielo auguro a tutti. Viene da piangere, mi commuovo io già pensando che per i miei nipoti farei di tutto. I miei nipoti sono tutto, perché sono una parte di me che andrà nel futuro. Il mio DNA in parte ce l'hanno loro, quindi io andrò nel futuro con loro. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò. Insostituibili babysitter hanno un ruolo fondamentale nelle famiglie, dotati di un amore incondizionato, sanno essere speciali come nessuno. E se una volta sono stati genitori un po' severi, si sa, con i nipoti è tutta un'altra storia. I nipoti sono una cosa particolare, l'amore per i nipoti non è quello per i figli, si sente qualcosa di diverso, in più. Non dico che meglio dei figli, perché con i figli tempo non ce n'avevamo quando sono cresciuti. Una roccia nella vita delle famiglie, i loro occhi sono ricchi di storie, i loro sorrisi sono sempre un conforto. In un'epoca in cui la società cambia rapidamente, rappresentano un punto fermo, un legame con le nostre origini e una fonte inesauribile di affetto e sostegno. Custodi di tradizioni, narratori di storie familiari e dispensatori di quella saggezza che solo l'esperienza può donare. E per chi non ha più la fortuna di averle ancora presenti nelle loro vite, il loro amore non si esaurisce, è grande e non ha confini. Auguri a tutti i nonni. Vi voglio bene. Bacio. Tanti baci. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa per la pubblicità, poi torniamo per parlare di prevenzione. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. È passata anche da Catania la carovana di Come in Italia con visite senologiche, ginecologiche e nutrizionali e con lo slogan "La prevenzione è il nostro capolavoro". Simona Mazzone. A ottobre, mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno, la parola prevenzione assume un significato ancora più incisivo. Ed è passata anche da Catania la carovana di Come in Italia, con visite senologiche, ginecologiche e nutrizionali, in collaborazione con ASP e Ministero e con lo slogan "La prevenzione è il nostro capolavoro". Per la donna in particolar modo il tumore del seno è la prima patologia per morte. Una donna su 9 si ammala nella propria vita di tumore del seno e quindi è importante fare prevenzione. Come si fa la prevenzione? Con l'autopalpazione e facendo le visite. Diffondere la prevenzione soprattutto dove ancora i numeri non sono incoraggianti. Siamo attorno al 30%, che è un valore molto basso secondo noi, e difatti si attiva sempre più per giornate come queste. Per me sono fondamentali, perché spero che le persone capiscano l'importanza di sottoporsi alle giuste indagini. Dalla Sicilia al resto d'Italia per diffondere la cultura della prevenzione, da sud a nord, coinvolgendo 36 città per offrire gratuitamente visite ed esami diagnostici. Questa carovana che parte da Catania, che parte dalla nostra terra, con la presenza dell'ASP a testimoniare l'importanza della prevenzione, lo facciamo in tutti i modi, sia in modo diretto con delle iniziative direttamente dell'ASP, ma anche in coinvolgimento con tutti questi che sono i nostri partner di volontariato. Le unità mobili fanno tappa al Castello Orsino fino ad oggi. Domani si sposteranno nel quartiere Zia Lisa all'Istituto Comprensivo Rita Adria e sono state allestite in contemporanea anche a Palermo in Piazza Verdi.
La diocesi di Ragusa compie 75 anni, è la più giovane della Sicilia, ma una storia ricca di vicinanza ai più deboli del territorio. Veronica Barbarino. Era il 1955, quando grazie alla bolla Quamquam Est, la diocesi di Ragusa, inizialmente suffraganea dell'arcidiocesi di Siracusa, divenne pienamente autonoma, nominando Monsignor Pennisi come primo vescovo. 75 anni dopo, con una storia ricca di testimonianze di santità, come Suor Maria Schininà e Madre Candida dell'Eucarestia, si aprono ufficialmente le celebrazioni del Giubileo straordinario per festeggiare l'anniversario dall'istituzione. È la diocesi più giovane della Sicilia. E tuttavia i percorsi che sono stati attivati, i vescovi, i sacerdoti, ma anche i fedeli che hanno tracciato i solchi di questa chiesa locale, hanno seminato delle realtà, delle caratteristiche, delle speranze delle quali oggi noi raccogliamo i frutti. Attenzione a povertà e immigrazione, a conservazione e recupero beni culturali e artistici. In questi anni la diocesi ha intercettato e risolto in anticipo le esigenze del territorio, dando risposte concrete, come la creazione di comunità incontro, centri di accoglienza profughi, case per donne e bambini vittime di violenza e ancora la creazione di cooperative per offrire lavoro ai giovani, la realizzazione di scuole materne per aiutare le realtà emarginate che vivono nella fascia trasformata e altro ancora per aiutare a costruire un futuro migliore a chi ha bisogno. È una storia di vita, è una storia di chiesa che oggi noi vogliamo raccogliere e continuare a percorrere. Torna dopo la pausa estiva il nostro appuntamento con il sindaco, il confronto con il sindaco di Catania, Trentino, ogni mercoledì, sempre dopo il TG alle 14:30 su Telecolor. Per le vostre domande, segnalazioni o lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 745 5005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque su questa rete dopo il TG dalle 14:30 con un'ampia pagina riservata proprio ai vostri messaggi. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per raccontarvi i prossimi impegni delle siciliane DC. A tra poco. Siamo al calcio, prosegue la preparazione delle 3 siciliane di Serie C in vista degli impegni dell'8ª giornata di campionato. Vediamo la situazione in casa Catania, Trapani e Messina. Francesco Triolo. La Tecola piombata ieri con il report medico sulle condizioni di Stefano Sturaro, infortunatosi a metà del primo tempo della partita casalinga con il Cerignola, toglie un altro pezzo a Mimmo Toscano. La distrazione in secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro mette fuori uso il giocatore per almeno 2 mesi ed è un peccato considerato il buon avvio di stagione del centrocampista. E proprio in mezzo al campo adesso si accende l'emergenza, considerato che Toscano si ritrova corto di uomini, anche perché arriva dopo l'infortunio anche di Di Tacchio. La speranza in vista della prossima trasferta contro la Casertana è quella di recuperare almeno De Rose. L'ex del Cesena è fermo da qualche settimana per un guaio muscolare e lo staff medico sta cercando di rimetterlo in condizione di essere almeno convocato per la gara di domenica. Poi toccherà a Toscano decidere se impiegarlo oppure se non rischiarlo e rinviare il suo rientro alla prossima partita in casa contro l'Altamura. Il Trapani, appaiato in classifica al Catania, si gode il momento positivo dopo il poker di gol rifilato alla Turris. La squadra di Aronica sta bene e adesso l'obiettivo è quello di fare il risultato anche a Sorrento contro un'altra delle 4 squadre che si ritrovano a 12 punti, così da arrivare nel miglior modo possibile al derby di venerdì 11 contro il Messina. Messina, che incassata la sconfitta a Picerno, vuole mettere da parte gli elogi, meglio i punti, anche se l'avversario di domenica si chiama Benevento, capolista del girone, allenato dall'ex Auteri. I giallorossi ieri si sono allenati nell'antistadio, non certo il modo migliore per iniziare la settimana. Modica non avrà a disposizione sicuramente Salvo, il terzino è stato operato per la riduzione della frattura del setto nasale rimediata a Picerno. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso all'appuntamento con il sindaco Enrico Trentino, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.